Manifestazioni di solidarietà che si moltiplicano, quelli nei confronti della giovane calciatrice del Vicenza Calcio Femminile, oggetto di insulti anche a sfondo razziale, provenienti dagli spalti ieri, subito dopo la decisione dell'arbitro di estrarre il cartellino rosso a carico della giocatrice biancorossa durante la partita di Serie C disputata sul campo di Tavernelle tra Vicenza e Jesina Femminile. A rendere noto e denunciare il fatto, mediante una videodichiarazione su Facebook, la presidente del Vicenza Calcio Femminile, Erika Maran. E le offese sono: bestia, sei scura, bestia. Dunque, la cosa che mi ha sconvolto è che a dire bestia sia stata una donna dagli spalti grida bestia ad un'altra donna in campo. 15 gennaio 2023, stiamo ancora parlando di queste cose. Come presidente mi occupo ogni giorno di tutelare le mie ragazze affinché stiano bene in campo, affinché si sentano realizzate, affinché si sentano ragazze, bambine, ragazze, donne, affinché nessuno si permetta di offenderle come è accaduto oggi. Sull'episodio sono intervenuti oggi il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e l'assessore allo sport Matteo Celebron, che hanno portato la solidarietà dell'amministrazione locale definendolo un gesto inaccettabile che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e della convivenza civile. In mattinata il vice sindaco ha contattato telefonicamente la calciatrice per esprimerle a voce solidarietà e vicinanza.